Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera, bentrovati. Martedì 16 giugno, veniamo all'aggiornamento sui mercati. Parto oltreoceano. Andamento negativo per Standard & Poor's, una percentuale del meno 0,21%, una quota punti di 7.539. L'unico indice al momento per quanto concerne Wall Street in terreno positivo con uno 0,76% è Dow Jones con una quota punti di 52.070. 30.308 per Nasdaq, la quota, meno 0,77 la percentuale, meno 0,30% per Russell 2000, 2.956,18. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità, altresì detto indice della paura, 15,9, meno 1,54 la percentuale. Valutario dollaro 99,5, euro dollaro 1,16, sterlina dollaro 1,34. Materie prime, parto dall'oro, al momento cresce 0,36%, 4.325 dollari all'oncia, 76 dollari al barile per il petrolio, percentuale negativa, meno 5,21%. Titoli di Stato, BTP Bund 71,360. Una parentesi sulle criptovalute, Bitcoin 65.780 dollari circa, 1.778 i dollari per Ethereum. Sono le 17.31, si sono quindi concluse da un minuto preciso le contrattazioni in Piazza Affari, chiude così l'Eurozona, chiude solo con un colore, il verde. FTSE MIB 1,13%, chiude con una quota punti di 52.420, 8.446 la quota di chiusura per il mercato francese, la percentuale per CAC 40 è 0,75, 0,59% per il mercato spagnolo con una quota punti di 19.145. Vediamo il mercato tedesco, chiude con 24.914 punti, 0,08 come percentuale. In positivo anche ovviamente il mercato inglese, 0,71%, 10.504 la quota punti. E infine lo Stoxx 50 ci racconta i 50 principali titoli europei e, come altresì detto, il VIX per Wall Street, lo Stoxx 50 da monitorare per l'Eurozona, e ci dice questo, ci dice che si chiude con una quota punti di 6.255 e una percentuale in verde dello 0,42%. E questi gli aggiornamenti per martedì 16 giugno. Vi ringrazio. Vi auguro una buona serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato